E sono lieta di presentare qui in questa puntata di Cantiamo Napoli, in questo 2017, una grande artista davvero. Quindi ci togliamo il cappello? E quindi, perché come gli dicevo prima, ha accompagnato la mia infanzia e quindi ed ecco a voi Stefania Lai, ciao! Ciao carissima, innanzitutto buonasera a tutti e auguri di un anno prospero e pieno di felicità. Quello che auguro per me lo auguro a tutti. Che dire, dall'altezza si potrebbe dire che insomma lei è molto grande, invece no, lei è minuscola, mi segue da piccola, da sempre si può dire, e quindi per me è un grande onore sapere dalle tue labbra che mi segui da tanto, perché nonostante la tua età, che non voglio svelare perché comunque, ma è una giovane fanciulla, vi posso garantire, e come te, come tante, le mamme hanno tramandato questa passione di Stefania Lai alle figlie e me lo porto dietro da tanto. Per me non c'è cosa più bella che vedere non tanto i grandi che cantano le mie canzoni, ma quelle come te, della tua età, che comunque si esprimono con le mie canzoni, e questo mi fa veramente piacere, quindi chapeau a te. Grazie. Grazie a te. Allora, grazie per essere stata, per essere qui con noi in questa puntata dell'anno nuovo. Che cosa ci fai ascoltare? Come ci delizi? Allora, vi delizio con due brani. Uno si intitola Non ti amo più e un altro Sempre più sola. Sempre più sola. Allora, questi brani vogliamo dire qualcosa? Vogliamo anticipare qualcosa? Sono brani tratti dall'ultimo album Oltre me, scritti da Daniele Bianco e Fabio Cozzolino, l'altro Non ti amo più da Melissa della Peruta e Toto Fabiani, quindi che dire, una schiera di autori giovani e non emergenti perché scrivono da tanti anni, ma giovani dentro, perché sai, quando poi si arriva a una certa età come me, che non dico quanti anni ho, ovviamente, lo lascio immaginare. Diciamo che ancora mi riservo nell'iris, nel freezer la sera, così non mi ci muovo più. Infatti, perché guarda, adesso che mi hai fatto questo discorso, le mamme, le figlie, allora sai, uno immagina con la mia età quanti anni puoi avere tu, magari. Però ragazzi, veramente da vicino non lo direi mai quanti anni potresti avere, no, non lo so, però ne ho pochi. Ne ha pochi. Ne dimostra pochi. Benissimo, comunque dicevo, che stavamo dicendo, mi sono persa il filo parlando del di discorso. questi brani. Sì, e poi degli autori giovani. E poi degli autori giovani, perché ci vogliono gli autori giovani, perché arrivata a una certa età uno deve tornare un po' indietro, no? Sì, un po' io soffro un po' della sindrome di Peter Pan, della serie Sempre bambina, sì. E secondo me è quello che ti distingue da tante cose e da tante persone, sarà quello. Speriamo. E quindi non ci resta altro che ascoltare questi brani, salutare il nostro pubblico, perché noi siamo quelli di Cantiamo Napoli. Vai, Cantiamo Napoli. Come in un deserto vedo questa vita mia, viaggio contromano per cercare ancora te, sempre più sola, mi alzo e ricado, guardo il nostro posto ma noi non ci siamo più, sento la tua voce come se tu fossi qui, sento il profumo ma non ti vedo. E tutte notti torna a cae, ma va se torna a mi spuglia, l'appuntamento fra me e te è sempre in te suona mia, la non me la stata, si sempre innamorata e non ci sta nessuno prima di me, o solo bene a me sceda, sembra la stessa verità che mia, che non può far pace, ogni mattina già morì, sembra che la stessa malattia, mi mettere in golietto, chiudo l'occhio, aspetto su che mi dormì, posso disegnarti la cartina dell'inferno, le pareti rosse che raccontano il dolore d'ogni latino, pezzi di cuore, e tutte notti torna a cae, ma va se torna a mi spogliare